Ed oggi il municipio d'Asiago, regione e sindaci di istituzioni hanno cercato di dare una risposta alle richieste degli allevatori dell'altopiano messi in ginocchio dalle razzie dell'orso. Da una parte i malgari, li abbiamo sentiti, che si sentono abbandonati dalle istituzioni che non riescono a dir loro ad affrontare la questione orso, dall'altra le istituzioni, la regione, che ha già deciso il risarcimento al 100% dei danni diretti, oltre uno stanziamento di 10.000 euro. Questo quanto garantito dall'assessore regionale Daniele Stival ai malgari e allevatori colpiti. Di più, al momento, dovendo rispettare direttive europee, la regione non può fare. Assessore, la Regione Veneto pare abbia un po' le mani legate. Ci sono delle leggi, dei protocolli e delle realtà. L'orso è un animale protetto a livello internazionale e quindi che siamo in Veneto o in qualsiasi altra regione d'Europa c'è un certo range in cui ci si può muovere. Mettere a disposizione tutti gli strumenti di difesa dei nostri cittadini da una parte, ma anche di ciò che per cui loro vivono, cioè il loro bestiame, credo che ovviamente sia una competenza sulla quale noi dobbiamo rispondere sempre velocemente. Quello che chiederò al Presidente Zaia è di coinvolgere anche le autorità trentine, visto che il ripopolamento dell'orso è stato voluto dalla provincia autonoma di Trento, però è troppo facile riportare l'orso in zona e poi i danni li devono pagare i veneti. Una delle zone maggiormente colpite dall'altopiano, dall'M4, è quella di Lusiana, come conferma il sindaco Antonella Corradin. Se questa situazione non si mitigasse, non si trovassero delle soluzioni, potremmo arrivare a dei malghesi che se ne vanno, quindi ci lasciano le malghe sfitte, con un problema non solo economico di quindi fitti non pagati, ma anche di abbandono e quindi il territorio che ne verrebbe a perdere sicuramente. Ed ora vediamo che tempo farà nel Bassanese durante